Bentrovati su Sport Web TV, siamo con Stefano Serafin. Stefano, ci racconti quale sarà il tuo nuovo ruolo della stagione 2025-2026 e se ci sono altre novità nel club? Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Il mio nuovo ruolo quest'anno sarà dal 5 di giugno, sarò il nuovo vicepresidente dell'associazione sportiva New Basket San Donà. Prendo il posto di Vincenzo Di Laurenzio, che rimane nel consiglio direttivo con noi. Vincenzo ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro incredibile in questi diversi anni da vicepresidenza. Adesso ha ritenuto opportuno passare il testimone. Le novità nella nostra società ci sono tutti gli anni perché siamo una società in grande crescita, soprattutto nel settore giovanile. Abbiamo dei numeri davvero importanti, siamo arrivati quasi a 400 tesserati, quindi la società cambia anno dopo anno. Quest'anno ad esempio abbiamo un nuovo responsabile del settore giovanile, Massimo Murer, che a breve presenteremo anche qui con un'intervista. Sicuramente cambierà e sta cambiando la Serie C, la prima squadra, e con il nostro obiettivo sempre ben chiaro, che è quello di portare giovani del nostro settore giovanile in prima squadra. State costruendo la nuova squadra, siete partiti da Giovanni Coppo, che è la vostra pietra angolare. Che tipo di squadra sarà quella che parteciperà al prossimo torneo? Sì, siamo partiti dal punto principale, che per noi è l'allenatore e il direttore sportivo, perché Giovanni Coppo ricopre anche il ruolo di direttore sportivo della prima squadra, quindi si occuperà a 360 gradi della prima squadra. Per noi la prima squadra è da sempre nella nostra mission una vetrina dove far arrivare giocatori giovani, giocatori sperabilmente anche dal nostro settore giovanile, ma non solo. Ne abbiamo inseriti diversi del nostro settore, altri giovani sono arrivati da altre squadre della zona. Quest'anno la squadra sarà, credo, competitiva come al solito. Sarà sempre un lavoro impegnativo per Giovanni, perché ovviamente una squadra giovane con tanti giovani richiede un approccio diverso, un approccio più completo. Le nostre ambizioni sono sempre quelle di fare il meglio possibile. Per noi la Serie C deve essere una vetrina, un faro dove poter mostrare quelli che sono i nostri risultati e del nostro settore giovanile in particolare. Quali saranno i vostri obiettivi? Quest'anno siete andati molto vicino ai playoff, magari cercherete proprio di fare questo step per giocare le fasi che possono portare alla promozione alla categoria superiore? Ma i nostri obiettivi sono sempre quelli di fare bene, di fare un buon campionato, di arrivare il più in alto possibile. Giovanni sta costruendo una squadra, ci sono già le prime conferme e le prime novità anche abbastanza importanti. Sta costruendo quindi una squadra che ha comunque delle carte da giocare. Ripeto, per noi il nostro primario obiettivo rimane quello di far giocare i giovani, di portarli in prima squadra e di farli crescere. L'anno scorso, a seguito di tanti infortuni, veramente di una stagione molto, molto complicata, non siamo riusciti ad arrivare ai playoff. Quest'anno speriamo e siamo convinti che riusciremo a fare sicuramente un buon campionato. Poi ripeto, Giovanni sta ancora costruendo la squadra, ma lo sento molto ottimista, quindi diciamo che le premesse sono buone.